Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Oggi un incontro della GUIL proprio nella città dei Bruzzi. I precari chiedono l'intervento del procuratore Gratteri. Vediamo. I signori delle regioni non pagano, noi andremo da Gratteri alla Procura della Repubblica e li denunceremo, perché questo la fa, perché sono dei malfattori. Chiedono l'intervento del procuratore Gratteri, i precari calabresi che questa mattina a Cosenza hanno urlato tutto il loro disappunto davanti ad un cinema cittadino, mentre all'interno era in corso l'assemblea regionale voluta dalla UIL sui temi del lavoro. Perché non si è firmata sta benedetta convenzione? Il motivo non lo dice nessuno. Michele, ti rispondo. Allora, guardate, io, scusatemi, forse è un esempio stupido ed elementare. Io mi compro la tua macchina, chiaro? Firmiamo un accordo, quello è un contratto, chiaro? Tu dopo domani mattina non mi consegni più la macchina. Io che cosa è che posso fare? Posso semplicemente rivolgermi alle autorità competenti. Ti devo denunciare per farmi, come dire, rivalere il mio diritto. Scusate ora l'esempio. Noi abbiamo firmato un accordo con la Regione Calabria, chiaro? E non l'ho detto io, non l'ha firmato Stefano Ricci. L'hanno firmato 3 sigle sindacali. Quindi dobbiamo incominciare a denunciare. Franco, Franco, stiamo di denunciare, sa come denuncia il sindacato? Oltre a denunciare quando vengono lesi i diritti, denuncia attraverso la partecipazione, attraverso la prestazione e attraverso gli scioperi. Quello è lo strumento del sindacato. A placare la loro ira un esponente del sindacato reggino che ha cercato di tenere a freno la rabbia dei lavoratori precari che da anni chiedono la stabilizzazione e certezze sul loro futuro occupazionale. Donne e uomini che cercano disperatamente un diritto sacrosanto per la dignità della persona, ma anche semplicemente per mantenere le proprie famiglie. Servono risposte immediate, il tempo dei proclami e delle promesse è scaduto e la luce in fondo al tunnel non si intravede per nulla. All'interno del cinema anche il segretario nazionale del sindacato Lucia Grossi, che dal palco ha ribadito l'impegno e annunciato la manifestazione davanti alla cittadella regionale per il prossimo 16 novembre. La cittadella, giorno 16, non è la fine, è l'inizio. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!